Le statistiche relative alla stagione sportiva passata. Allora, qui ho riassunto tutta l'attività che ha svolto l'OTS con il numero di gare divise per categoria, arbitri effettivo, assistenti, le prestazioni degli OT e degli OA. Vi faccio solo i totali finali: 2721 designazioni, compresi i tornei, 72 assistenti designati, 140 le prestazioni degli organi tecnici, 324 le prestazioni degli osservatori arbitrali. Cosa vuol dire? La media di prestazioni per ogni osservatore arbitrale è stata di 14 gare, chi più perché ha potuto dare più, chi meno per motivi fisici o qualsiasi altra cosa. Comunque la media è stata di 14 gare ad osservatore. I criteri che abbiamo seguito per le designazioni, sia per quanto riguarda disposizioni CRA ma anche del settore tecnico: arbitri con età inferiore ai 21 anni 34,2%, arbitri di età compresa tra i 22 e i 25 anni 26,6%, arbitri di età tra i 26 e i 39 anni 19,4%, arbitri diretti da arbitri over 40 10,8%, inciso la maggior parte di queste, se non tutte, nelle categorie amatori, che era considerato un torneo per quanto riguarda l'AIA. Gare dirette da arbitri non in organico OTS il 9%, relative esclusivamente ai tornei. Numero totale di prestazioni designate 2793, gare sospese 43, rifiuti 123, pari al 4,4%. Gare dirette in seconda categoria, compresa la Coppa Italia, sono state 475, di cui 403 da arbitri selezionabili, pari all'85%, mentre per le fasi finali play-off e play-out, compresa la semifinale di Coppa Italia, il 100%. Tutte le gare play-off, play-out, compresa la semifinale di Coppa Italia, è stata diretta da ragazzi proponibili. Fasi finali, tutti coloro che sono stati proposti, 4 arbitri, hanno diretto le gare. Mi dispiace per chi si è sentito offeso perché non ha diretto quelle partite finali, però le disposizioni erano chiare. D'altronde, se proponiamo dei ragazzi al CRA, devono essere in grado di dirigere queste gare, se no non abbiamo lavorato bene. La media nelle designazioni di seconda categoria e junior regionali è stata di 23,42 anni. Media delle valutazioni: quindi nessuna prestazione da 8 eventi, 6,9% di prestazioni da 8,30, 45,1% da 8,40, 42,6% da 8,50, 5,4% da 8,70, nessuno da 8,70. Valutazione alle redazioni e convisionature degli osservatori: 0 da 8,20, 0,32 da 8,30, 21,22 da 8,40, 62,06 da 8,50, 16,40 da 8,60. Bene, vorrei vedere invertito l'8,50 con l'8,60 per quanto riguarda gli osservatori, ed essere un po' più nutrito quello degli arbitri. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto, quindi aumentare la qualità arbitrale. Per categoria: in seconda categoria 8,30 4,2%, 8,40 38,3%, 50% di 8,50, 7,5% di 8,60. Terza categoria 7,4% di 8,30, 51,9% di 8,40, 40,7% di 8,50, nessun 8,60, nessun 8,70. 8,70 e come 8,20 nessuno da nessuna categoria. Juniores 6,7 8,30, 53,9 8,40, 37,1 8,50, 2,2 8,60. Allievi 13,8 8,30, 41,9 8,40, 37,5 8,50, 7,5 8,60. Giovanissimi 5,7 8,30, 47,2 8,40, 38,1 8,50, 43,4 scusatemi 8,50, 3,8 8,60. Altre
coppe femminile e varie cose diverse sono state fatte, 4,8 8,30, 57,1 8,40, 38,1 8,50. Calcio a 5, 8,40 31,3, 50% di 8,50, 8,60 18,8. Media complessiva 8,30 6,9%, 8,40 45,1, 8,50 42,6, 8,60 5,4. Sotto vedete le medie rotazione degli organi tecnici, 7,86 per quanto riguarda gli 8,30, 8,40 42,14, 8,50 45,71, 8,60 4,29. Alla fine possiamo trarre queste considerazioni. Dai dati esposti si possono trarre alcune considerazioni per quanto riguarda la gestione tecnica settimanale, ovvero gli altri di Forza OTS hanno diretto il 91% delle gare designate, compreso tornei amichevoli. Questo per implementare il bagaglio di esperienza inteso come direzione di gare ai giovani arbitri, seguendo le direttive impartite dal CRA e dal settore tecnico. Qui preciso solo una cosa: gli arbitri regionali, specialmente nei tornei di fine stagione, sono stati impegnati meno, non per volontà nostra, disposizioni del CRA, perché finché loro non hanno detto che potevano essere impegnati, perché priorità era il CRA, non l'abbiamo fatto. Quando Dino ci ha dato l'ok, abbiamo iniziato a impegnare anche gli arbitri del CRA. Le gare di seconda categoria sono state gestite quasi totalmente dagli arbitri del qualcuno l'85%, comprese le gare di playoff e playout, ma l'avete già visto prima. Mediamente ogni arbitro di prima fase è stato visionato almeno una volta al mese in forma ufficiale, mentre mediante l'iniziativa OA per un giorno è stato eseguito in altre gare. Siamo convinti, ma abbiamo avuto riscontri anche dal CRA, che seguire gli arbitri in formazione è una cosa utile. Quindi, al di là del regolamento di funzionamento, delle norme di funzionamento che parlano, come massimale mettono 6 visionature, però non ho ribadito, non vuol dire che è il massimo, ok? Come è altrettanto vero che ogni arbitro deve avere almeno una visionatura all'anno, che però se sono 2 nessuno dice niente, anche perché se andiamo a leggere bene le norme parlano di una al giorno di andata e una al giorno di ritorno, mentre è chiaro che tutti gli arbitri al di sotto dei 24 anni devono avere almeno 2 visionature, senza contare gli organi tecnici. Lo rifaremo, continueremo su questa linea per seguirvi ancora di più. Ok? Queste erano le statistiche.